La discarica poi è una vicenda ancora peggiore, Sì. perché la discarica è stato lo strumento Mi permetta per far capire ai sì, lettori, si parla della discarica, l'impianto di compostaggio di Villa di Santina. Villa Santina, il completamento della discarica, che è stato una cosa gravissima, perché è chiaro che è stata una manovra politica per farmi dei danni, ossia per togliermi dalla politica completamente. Io poi ho capito alcune cose e spero che almeno adesso sia l'occasione per fare chiarezza e chi ha fatto l'operazione delinquenziale quella volta paghi. Di cosa si tratta in altri termini? Si tratta dell'ampliamento della discarica di Caneva. È un'opera alla quale io ero contrario, l'ampliamento. Perché? Perché faceva un po' di puzza sotto al mezzo. E allora quando in giunta della comunità si trattava di queste cose, io non andai mai, non fui mai presente. E quando alla fine fu da approvare il progetto, il presidente Moro mi disse: devi essere anche tu, perché è un fatto politico, bisogna essere tutti presenti. Vabbè, io andai, approvai il progetto, anzi feci perfezionare la delibera perché tutte le imprese che avevano le caratteristiche per partecipare al concorso partecipassero, poi le cose andarono avanti. Io l'anno dopo venni eletto presidente della comunità per un breve periodo. Il primo atto che mi toccò, a operazione espropri completato, immettere la gente, immettere le imprese nei territori. Andai subito dal procuratore, allora era il dottor Formaio, lo informai della cosa e mi disse: vada avanti con cautela, perché lei sa che è una bomba grossa. Lo so, dottore. E quindi io mi ricordo che barofai anche col sindaco Tondo allora, perché non lo avvertì nemmeno lui. E il giorno prima che scadessero i termini feci entrare le imprese. E ne nacque poi quel che ne nacque, con denunce doppie, come fanno i mafiosi, in procura e della finanza. Per piacere, Antonio, che sto e quindi dicevo in procura e dalla finanza, in modo che scattasse qualcosa. E scattò l'avviso di garanzia. Eravamo un venerdì santo, la settimana prima che chiudessero le liste regionali, scattò un avviso di garanzia per un pseudo reato. Non era neanche reato, era un concorso in abuso d'ufficio, ossia l'abuso l'avrebbe fatto il presidente, ma però quelli che erano in giunta pagavano anche loro. Mi tolsero dalla lista delle regionali a Udine, poi io feci ricorso e chiaramente vinsi, perché non era nemmeno un reato. Andarono avanti anni e anni di indagini. Dopo si spese centinaia di milioni ad analizzare l'ambiente, i limiti, tutte queste cose qua, venne fuori niente. La faccenda prese e si venne chiusa, e in tribunale mi fecero con le braccia così. Può capitare, sì, può capitare, ho detto, ma vi rendete conto la gaffe che avete fatto? E appunto mi fecero solo così. Sì. Adesso tanto bene che torna fuori la vicenda, che poi tutti gli altri ricorsi collegati la comunità li ha vinti. L'altro giorno io ho chiesto al commissario della comunità montana che attraverso le vie legali si faccia pagare i danni che la comunità ha avuto, perché ha iniziato i lavori, non li ha finiti, c'era già una guaina messa sotto. Pensi lei poi il danno a portare tutte le immondizie. È stata una cosa kafkiana, danni che ammontano a miliardi. Farli pagare a chi? Io credo che debbano pagare quelli che hanno fatto il ricorso, o meglio, i mandanti, perché il ricorso l'hanno firmato 3-4 poveri vecchietti di Caneva, che neanche sapevano niente. Si è fatto apposta a far firmare i vecchietti, perché
ovvio che nessuno voleva mettere la faccia. Io a quei tempi feci delle indagini con dei gruppi anche di investigatori privati e mi sono fatto abbastanza le idee chiare, ossia ci furono quindi delle informazioni errate, manipolate da parte di qualcuno con doppia denuncia alla finanza e alla procura, quasi avessimo fatto un qualcosa di illegale, illegittimo e sostanzialmente falso, quindi una truffa. L'obiettivo ero solo io, lo dissi a Moro e anche ai miei amici. Povero il mio collega Matiz, che era già malato di cuore, credo che poi sia morto prima dell'ora anche per questi motivi. D'altronde queste erano le cose della politica in quegli anni tristi, perché erano i primi anni di Tangentopoli, quindi un avviso di garanzia non voleva dire niente, però si passava per ladri appena arrivava una cosa simile. E quindi so che ne stettero male i miei figli, io abbastanza, e quindi su queste cose qua, tanto bene che mi hanno ancora accusato, è giusto che... Mandanti che non se la sente di rivelare, ovviamente. Legati al mondo della politica. Della politica. Questo è vero. Mettiamola così, secondo lei può esserci una continuità tra il rimestare di nuovo su questa questione e l'ambiente politico dal quale scaturì quell'accusa? Non credo adesso, perché no, io quella volta patii un qualche cosetta dalla magistratura, mi ricordo anche quando completai le scuole per i salesiani, che in effetti fu un'operazione non solo per i salesiani che ne avevano diritto, ma anche perché così recuperammo tutto il palazzo in cui adesso ha sede la finanza. Cioè quella volta il PC mi attaccò e in procura aprirono un'inchiesta, mi venne da ridere perché casomai dovevano attaccare la giunta provinciale intera, no, attaccarono solo me. E anche quella volta andai in procura, portai le carte, spiegai come stavano le cose e tutto si chiarì. Erano i tempi in cui già si cominciava a fare politica attraverso le querele e le denunce. Adesso forse c'è un filo rosso perché si va avanti con minacce che non capisco che cosa abbiano, quindi io non c'ho niente contro nessuno, però voglio che questo sia un esempio. Ho detto io non so, faccia la giustizia quel che deve fare, non voglio averne degli utili, voglio che sia un esempio e nel frattempo mi sono sospeso anche da coordinatore provinciale dei Popolari Liberali. E questo mi dà ancora più forza culturale di capire che l'Italia non è fatta per due raggruppamenti soli e quindi anche credo che nel futuro la mia presenza, ormai sono vecchio, ma sarà una presenza come ho sempre fatto di vecchio centrista, ma non in questi blocchi, perché vedo che da una parte hanno preso in giro anche Berlusconi, ossia sostanzialmente c'è soltanto ex Forza Italia più ex Alleanza Nazionale. Dall'altra parte si è visto il congresso adesso che finalmente ha messo chiarezza dove si colloca il PD. Io l'avevo già intuito 3 anni fa.